seconda sessione, questi webinar dedicati alla protezione dei dati personali nella pubblica amministrazione, quindi con degli approfondimenti specifici legati a temi che sono di maggiore interesse per chi tratta dati all'interno della pubblica amministrazione, e questo secondo modulo è dedicato appunto alla responsabilità, intesa in senso un po' generico, vedremo poi perché, del dipendente pubblico nelle violazioni dei dati personali. Allora anche qui avevo preparato delle slide che adesso vi condivido in modo da darvi un po' anche visivamente qualche riferimento alla normativa, alle questioni che tratteremo. Si tratta quindi di un tema interessante, soprattutto per voi che siete in buona parte dipendenti di pubbliche amministrazioni, e ometto, diciamo, la mia presentazione che ho già fatto nel precedente modulo e passo subito alla descrizione dell'indice della presentazione. Volevo cominciare con un piccolo inquadramento di cosa intendiamo per violazione di dati e di trattamenti illeciti, e quindi indicare un po' qual è il perimetro, diciamo, degli illeciti nei quali poi andremo a valutare la responsabilità dei dipendenti pubblici. Vedremo anche le sanzioni che sono applicabili all'ente in prima battuta, e quindi capire quali sono le conseguenze, diciamo, dirette per il titolare del trattamento, che è l'ente, quando trattiamo di trattamenti di dati posti in essere da pubbliche amministrazioni, e poi le due forme di responsabilità che possono essere individuate nella violazione dei dati o nei trattamenti illeciti. C'è una responsabilità, per così dire, diretta e una responsabilità indiretta, che è una responsabilità che appunto ha per oggetto la condotta del funzionario proprio in prima battuta, quindi come effettivamente condotta illecita giuridicamente sanzionata, e poi una responsabilità indiretta, potremmo dire un regresso, che riguarda appunto soprattutto nei casi di irrogazione di sanzioni pecuniarie o di pagamento di risarcimenti danni, una responsabilità che può rilevare anche sotto il profilo contabile, vedremo meglio. Quindi, anzitutto, cosa parliamo quando parliamo di violazioni di dati personali e di trattamenti illeciti? Le violazioni di dati personali sono tutti quegli incidenti di sicurezza che avvengono nel corso nel corso della normale operatività di un ente, di un'amministrazione, che comportano accidentalmente in modo illecito, quindi sia per effetto di una condotta illecita posta in essere da persone estranee al titolare, persone estranee all'amministrazione o anche interne all'amministrazione, o incidentalmente, quindi accidentalmente, attraverso quindi malfunzionamenti, guasti o comunque condotte non intenzionali, delle conseguenze sui dati dei quali l'amministrazione è titolare. Conseguenze che possono consistere nella distruzione, quindi il database, la base dati, le informazioni vengono perse irreparabilmente, la perdita, la modifica, quindi una alterazione del contenuto dei dati, o la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare. In altre parole, cos'è una violazione dei dati? Sono tutti quegli incidenti di sicurezza, tutti quegli eventi che in qualche modo compromettono la disponibilità dei dati, quindi l'amministrazione non è in grado, o permanentemente o per un periodo di tempo accettabile, di accedere ai dati che tratta. Immaginate, non funziona il database dell'anagrafe comunale, ecco, non posso accedere alla banca dati dell'anagrafe, non posso emettere i certificati anagrafici, non posso non so, emettere le carte d'identità. Quindi, a parte l'esempio, non posso accedere ai dati, non so, dei servizi sociali, ho fatto l'esempio nel modulo precedente, o comunque non posso accedere a dati che mi sono indispensabili per svolgere le mie funzioni. Ecco, quella è una compromissione della disponibilità, che può derivare appunto da un incidente, si guastano i sistemi, o da un atto illecito esterno. Pensiamo a casi che avvengono sempre più spesso di ransomware, quindi di programmi malevoli installati nei sistemi di amministrazione che criptano tutti i dati conservati
i sistemi li rendono inaccessibili. Ecco, quello è un caso di violazione che compromette la disponibilità dei dati. Ed è rilevante perché non potendo lavorare, non potendo svolgere attività amministrativa, l'amministrazione non può neanche rispondere alle esigenze degli interessati. Gli utenti dell'amministrazione non possono ricevere i servizi dell'amministrazione, quindi i loro diritti, le loro libertà possono essere compromesse. C'è una compromissione che può riguardare l'integrità, cioè i dati, la loro correttezza, la loro integrità, un'alterazione che viene fatta colposamente o volontariamente. Quindi qualcuno entra nella banca dati e modifica le informazioni, ad esempio, per dati dei redditi di un cittadino per consentirgli di accedere a certe prestazioni sociali di cui non avrebbe diritto, o vedremo, c'è stato un caso effettivamente trattato da giurisprudenza, un dipendente dell'amministrazione finanziaria che va a modificare le rendite della propria abitazione, che così comportando così un risparmio, diciamo, e finimo del rilevante. Quindi una compromissione appunto dei dati nella loro integrità, nella loro quindi correttezza, esattezza, nella loro completezza di banca dati. Io perdo una parte dei miei dati, non ho più un quadro completo e questo può essere un problema in certi casi. Una compromissione anche nella riservatezza. I dati devono essere quindi protetti da accessi non autorizzati, devono poter accedere ai dati soltanto coloro che hanno delle autorizzazioni che devono potervi accedere per perseguire le finalità per cui i dati sono raccolti e conservati dall'amministrazione. Caso tipico, un estraneo che viola i sistemi e ruba i dati dell'amministrazione, ma anche un dipendente, qualcuno che internamente sottrae i dati anche personali e li utilizza per finalità diverse, personali. Ma il trattamento, la violazione non è l'unico ambito nel quale si può immaginare una responsabilità dell'amministrazione, una responsabilità quindi dei funzionari. Esiste anche il tema dei trattamenti illeciti, cioè non tutti i trattamenti illeciti, non tutti gli illeciti sono violazioni. Se per esempio l'amministrazione tratta dei dati in assenza di una base giuridica esatta, o violando i diritti degli interessati, magari non prestando loro l'informativa, o magari non rispondendo alle richieste degli interessati, o comunque violando le regole che sono poste a tutela delle persone fisiche, o violando i principi fondamentali stabiliti dall'articolo 5 del GDPR, per esempio non adottando norme organizzative adeguate, oppure violando le istruzioni che vengono impartite dall'amministrazione come titolare di trattamento in relazione alle modalità di trattamento dei dati. Ecco, tutti questi possono essere considerati dei trattamenti illeciti. Così come possono esserci delle violazioni che possono riguardare gli adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali. Quindi il regolamento, lo abbiamo visto prima, impone degli obblighi in capo al titolare, per esempio adottare delle misure tecniche organizzative adeguate, e queste misure tecniche, se non vengono adeguate, magari non vengono adottate, non portano a una violazione dei dati, no? Magari va tutto bene, non c'è una violazione, però l'amministrazione non ha adempiuto un suo obbligo, che è quello di adottare misure tecniche e organizzative adeguate. Magari, caso che avviene molto spesso, è stato affrontato in molti provvedimenti recenti del Garante, si affida un servizio esterno, si affidano dei trattamenti di dati a un responsabile esterno e non si procede alla nomina secondo i criteri previsti dall'articolo 28 del GDPR. Anche questo è una violazione che non necessariamente, una violazione di norme, diciamo, di obblighi formali, che non si traduce necessariamente in una violazione di dati, eppure essa può dar luogo a una responsabilità del titolare. Un altro esempio è la mancata nomina del DPO, il Data Protection Officer è una figura che deve essere obbligatoriamente nominata in tutte le amministrazioni pubbliche. Se non viene nominato, ecco che il titolare commette una violazione di un illecito perché non adempie a un suo obbligo. Ecco, tutte queste norme appunto sono presidiate dalle sanzioni. Una violazione o un trattamento illecito possono comportare l'irrogazione di una sanzione. Cosa può succedere? Per esempio, può succedere che arrivi il garante, selezioni nel suo piano di IVA e ispezioni un ente e dica: oggi controlliamo
che in questo comune siano rispettati tutti i principi di corretta gestione dei trattamenti, i principi dell'articolo 5, ecco che magari il procedimento ispettivo accerta che questi principi non sono rispettati, si applica una sanzione che in teoria arriva fino a 20 milioni di euro. Ancora può esserci un procedimento ispettivo che accerti la violazione di alcune norme non relative alla legge dei trattamenti, magari a un'errata gestione delle violazioni dei dati. Sapete, quando si verifica una violazione di dati personali esistono degli obblighi di notifica, comunicazione eventualmente agli interessati che devono essere correttamente adempiuti. Se non lo si fa, ecco, questo è un illecito che può portare all'applicazione di una sanzione amministrativa che ha un importo particolarmente elevato fino a 10 milioni di euro. Quindi esiste una responsabilità per il titolare che è una responsabilità da illecito amministrativo. E appunto a questa responsabilità sono soggetti tutti i titolari, sia che siano soggetti privati, sia che siano enti pubblici. Ho parlato di avvio di un procedimento ispettivo, quindi ho parlato del caso in cui il garante d'ufficio o la Guardia di Finanza, nell'ambito di controlli, accertino la violazione di norme del regolamento o di norme sulla protezione dei dati personali. Questo non è l'unico caso in cui può essere avviato un procedimento sanzionatorio, anzi molto spesso, e devo dire, analizzando i provvedimenti del garante che riguardano enti pubblici comuni, questo è forse il caso che si presenta nella maggior parte delle ipotesi, ecco, è quello in cui il procedimento non si avvii per un'iniziativa del garante, ma si avvii per un reclamo dell'interessato. Gli interessati sono tanti, possono essere cittadini scontenti, possono essere anche dipendenti stessi dell'amministrazione che per qualche motivo ritengono che i loro diritti, anche in relazione alla protezione dei dati personali, siano violati. Ecco che la legge dà facoltà a questi soggetti di presentare un reclamo al garante. Da questo reclamo, che quindi serve a portare all'attenzione dell'autorità una situazione ritenuta di violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, può sorgere un procedimento sanzionatorio, perché il garante può decidere di aprire un'istruttoria, approfondire la segnalazione e se effettivamente la segnalazione è fondata, se effettivamente quello che emerge è una violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR, ecco che può essere irrogata la sanzione amministrativa. Al di là della responsabilità da illecito amministrativo del titolare, c'è poi anche una responsabilità di tipo civile, ovvero il trattamento illecito o la violazione dei dati personali possono, a determinate condizioni, causare un danno diretto all'interessato. Nel caso in cui, per esempio, c'è un caso, l'amministrazione non tratti in modo corretto dei dati, non acquisisca dei dati diretti, tratti dei dati inesatti, e da questo trattamento inesatto derivi magari il diniego di un provvedimento, concessione di un diritto o di un provvedimento di emissione di beneficio, ecco che l'adozione di questo provvedimento di diniego non sorretto da un trattamento corretto può portare a una responsabilità civile. Voi vedete in questi ambiti forse c'è una parziale sovrapposizione, no, tra una responsabilità per violazione del GDPR e una responsabilità per provvedimento amministrativo illegittimo. Sono due piani che in certi casi appunto possono anche sovrapporsi, però la legge quindi prevede sia l'una sia l'altra responsabilità in linea astratta, quindi magari ciò che non viene considerata responsabilità da atto amministrativo illecito può essere considerata responsabilità da trattamento illecito. Immaginiamo l'ente titolare di una banca dati subisce una violazione, quindi questi dati vengono sottratti e i dati sottratti riguardano degli interessati che magari subiscono un furto di identità. E quindi, per esempio,
non stiamo parlando di un'attività amministrativa legittima, ma dal furto che l'amministrazione ha subito deriva un danno per l'interessato, e l'interessato può dunque, può dunque chiedere il risarcimento del pregiudizio subito. Ecco, un po' è questa la cornice nella quale ci muoviamo quando immaginiamo quali possono essere poi le responsabilità anche di chi opera, come dire, a nome dell'amministrazione ed effettua trattamenti di dati. Quindi parliamo quindi di una responsabilità legata alle violazioni e ai trattamenti illeciti. Esiste poi un ulteriore aspetto, cioè l'aspetto in cui la persona, il dipendente, ponga lui stesso in essere dei comportamenti, delle condotte che sono giuridicamente legittime. Per esempio, violi le istruzioni che sono indicate per l'esecuzione dei trattamenti di dati, oppure il caso in cui sia lo stesso dipendente pubblico, ad esempio, a far prendere parte attiva alla violazione dei dati, magari sia lui che sottrae i dati personali e crei quindi la violazione dei dati. Ora, in questo contesto, possiamo, una volta capito un po' quali sono le cornici, quindi una responsabilità che potremmo dire dovuta a una violazione dei dati che avviene, dalla quale risponde il titolare, una responsabilità per danno causato all'interessato per effetto della violazione del trattamento illecito, una responsabilità del funzionario anche per il modo in cui opera sui dati, oppure il fatto che sia lui stesso parte attiva della violazione, ecco che possiamo immaginarci quali possono essere le responsabilità del dipendente. E su questo, appunto, in questa mia articolazione delle tipologie di responsabilità, partendo dalle responsabilità dirette, la prima che può essere immaginata è una responsabilità disciplinare. Se il dipendente, come dire, è causa della violazione, è causa del trattamento illecito, perché ha violato gli ordini di servizio, le istruzioni che sono impartite dal titolare del trattamento sulle modalità di cui deve effettuare i dati, ecco che sta, come dire, commettendo una violazione dei suoi doveri in ambito dell'esecuzione del rapporto di lavoro. Immaginiamo il caso appunto in cui il dipendente abbia ricevuto, quindi il titolare abbia effettivamente adottato misure organizzative adeguate per prevenire violazioni o per trattare i dati in modo conforme ai principi del GDPR, ma sia poi la persona, il dipendente, che non li ha seguiti. Ecco che questo naturalmente non scusa il titolare. Il titolare è colui che ha sempre comunque la responsabilità in prima battuta. E quindi se ricevono un reclamo, se arriva una contestazione dell'autorità, sarà chiaramente il titolare a doverne rispondere dinanzi all'autorità. Ma certamente, una volta che sorge il procedimento, una volta che magari la sanzione viene erogata, il titolare può girare lo sguardo e posarlo su chi materialmente ha dato corso al comportamento, dicendogli: avevi delle istruzioni specifiche, non le hai seguite, hai, come dire, compiuto un illecito disciplinare. Quindi questo può naturalmente portare all'avvio di un procedimento disciplinare e all'erogazione delle sanzioni previste. Quindi una responsabilità, diciamo, una prima responsabilità che ha una sua, si esaurisce, diciamo, nell'ambito del rapporto di lavoro, che si esaurisce quindi nell'ambito del rapporto disciplinare. Ma se abbiamo visto anche il tema della responsabilità civile, quindi del comportamento del titolare che causa un danno all'interessato, provoca quindi un danno ed è un atto illecito, ecco che possiamo immaginare anche a una responsabilità dello stesso funzionario in solido, la responsabilità del funzionario per gli atti illeciti. Esiste una solidarietà del funzionario, che è prevista anche dalla Costituzione, poi è stata declinata, ecco. Ecco, in questi casi c'è una responsabilità solidale, normalmente, che ha come suo elemento soggettivo rilevante il dolo, la colpa. Quindi se consapevolmente, quindi con dolo, si compiono delle attività che sono volte a causare il danno, no? Che provocano il danno all'interessato, oppure se
la responsabilità deriva da colpa, quindi sempre dalla violazione delle norme sui trattamenti dei dati, anche in generale, quindi norme di legge o anche dalle norme interne poste dal titolare. E la responsabilità in questi casi è solidale, ma può esserci anche una responsabilità esclusiva, qualora la condotta del funzionario sia una condotta particolarmente grave. Si ritiene nella teoria generale che il funzionario pubblico risponda in via esclusiva, quindi senza una solidarietà del collente, quale è il servizio, presta servizio, per esempio, qualora ci sia un'incompetenza assoluta, no? Quindi ponga in essere condotte che siano totalmente avulse dai suoi poteri e dalle sue funzioni. Oppure qualora come dire, l'illecito sia un illecito che non sia imputabile, diciamo, alla sua qualifica di pubblico dipendente, quindi non sia effettivamente connesso allo svolgimento delle funzioni per quale servizio, oppure qualora il dipendente, con l'esercizio delle proprie funzioni, agisce per finalità e motivazioni totalmente incompatibili con le finalità istituzionali di appartenenza. Sono tutti i casi in cui magari il funzionario sottrae dei dati, è parte attiva magari delle violazioni o agisce in modo tale da volontariamente creare il danno all'interessato. Quindi ecco, in questo caso la responsabilità è una responsabilità appunto diretta perché si imputa direttamente al funzionario e riguarda il danno, le conseguenze dannose che derivano da una violazione di norme anche in materia di protezione dei dati personali. Appunto, normalmente, in tanti casi, questa magari può essere una responsabilità che tende a coincidere poi con le ordinarie responsabilità per atto illecito, per provvedimento amministrativo illecito, ma possono residuare, ecco, delle sacche non coperte dalla normativa generale in cui si applica proprio la normativa in materia di protezione dei dati personali. E poi, dalla responsabilità civile, possiamo passare anche alla responsabilità penale, cioè ci sono dei comportamenti che sono adottati dal dipendente pubblico che possono essere effettivamente dei veri e propri reati puniti dalla legge, e vi propongo queste slide una piccola carrellata delle principali norme che possono essere, norme incriminatrici che possono essere applicate in questi casi. C'è il caso, per esempio, del trattamento illecito dei dati, come previsto dall'articolo 167 del decreto legislativo 196 del 2003, che appunto punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di arrecare un danno all'interessato, quindi questa doppio dolo specifico, un dolo per trarre un profitto che può essere non soltanto come dire, economico, ma un generico profitto, un generico vantaggio, oppure di arrecare un danno all'interessato, quindi danneggiare la persona alla quale sono riferiti certi dati, procedere a un trattamento illecito dei dati personali o personali giudiziari o sensibili, quindi particolari categorie di dati, magari dati relativi alla salute, dati relativi alle convenzioni politiche dell'interessato, ovvero dice anche operando in violazione di misure di sicurezza adottate, quindi misure di sicurezza impartite all'incaricato, quindi anche qui violando le misure di prevenzione indicate dal titolare, arreca un documento all'interessato. Anche qui abbiamo quindi un reato che è un delitto, quindi è punito a titolo di dolo, quindi chiunque dolosamente, quindi con coscienza e volontà, e per il fine di trarre per sé o per altri un profitto o di arrecare danno all'interessato, appunto, tratta in modo illecito dei dati, viola le norme sullo trattamento e arreca un documento all'interessato. Quindi è un reato in realtà che è molto articolato e presenta molti elementi costitutivi, no? Appunto deve esserci il dolo, quindi deve essere una coscienza e una volontà, non può essere soltanto una violazione colposa magari delle norme delle istruzioni sul trattamento, deve esserci un dolo specifico, quindi deve essere dimostrato che l'agente voleva un certo fine,
ed ha un evento, che è una condizione di disponibilità, cioè deve arrecare un documento all'interessato. Quindi non è sufficiente che consegua il profitto che si era provvisto, ma deve anche arrecare il documento all'interessato. Quindi, naturalmente è un reato che può avere, come dire, molti elementi che è difficile che magari si configuri, però è un'ipotesi nella quale, ecco, violazioni, chi fa questo in realtà compie una violazione di dati personali o trattamenti illeciti possono, i dati possono configurare una responsabilità penale. Ancora il codice della privacy prevede altre due condotte che possono costituire un reato, e questo magari è anche più facile che possano essere configurate da un dipendente pubblico. Per esempio, l'articolo 167 bis punisce chi comunica o diffonde, al fine di trarre un profitto o di recare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Cioè, chi sostanzialmente comunica senza autorizzazione, con il fine di trarre un profitto per sé, un archivio automatizzato contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e immaginiamo, no? In tanti casi gli enti pubblici possono avere banche dati che riguardano una larga scala di soggetti, e quindi possono effettivamente disporre, no, di questa mole di dati. Ecco, e qui il comportamento di chi comunica, quindi comunica un soggetto definito, o diffonde, quindi pubblica in modo una platea indistinta di soggetti, ecco, anche qua ci troviamo di fronte a un trattamento illecito e che può costituire anche una violazione in questi casi e che costituisce anche un reato che è imputabile direttamente alla persona che lo compie, che lo commette, e quindi che è una responsabilità diretta del funzionario che compie atti che configurano una violazione di dati. Ancora, l'articolo 163, diciamo, è un reato un po' speculare, punisce chi acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato, una parte sostanziale di esso, no? Quindi con mezzi fraudolenti acquisisce una grande banca dati. E qua potremmo dire la responsabilità del funzionario magari non è sempre diretta, ma può essere anche una responsabilità in concorso, no? Probabilmente questa norma è pensata per punire chi dall'esterno attacca l'organizzazione titolare e cerca di acquisire una banca dati o una mole di dati oggetti di trattamento su larga scala, ma se ha uno spalleggiatore interno, se ha dei complici all'interno dell'organizzazione titolare, ecco che questi ultimi possono essere chiamati a risponderne a titolo di concorso. Queste sono, quelle che vi ho descritto, sono le norme speciali che riguardano i reati dei trattamenti illeciti previsti dal codice della privacy, ma in ambito di trattamenti illeciti di dati personali e di violazioni di dati personali trovano molta applicazione anche le norme generali del codice penale. Anche in questo caso, infatti, il codice penale prevede dei reati che appunto riguardano fattispecie che possono interessare nel nostro caso. Per esempio l'articolo 615 ter del codice penale, che punisce il delitto di accesso abusivo al sistema informatico. La condotta punita è quella di chi in modo abusivo, dice la norma, si introduce in un sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero si mantiene contro volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. Se lo leggiamo così, potremmo dire questa norma non ci dice niente. Alla fine potremmo dire la condotta punita è una sorta di violazione di domicilio, infatti è stata creata, come dire, sulla falsariga della norma relativa alla violazione di domicilio, ma ha poco di violazioni di dati personali, no? La condotta è di chi appunto entra nel sistema, non è detto che chi compia dei danni, che sottragga dei dati, che li alteri, che li modifichi. È una generica certa violazione della riservatezza, ma che potremmo pensare non è una condotta particolarmente frequente o particolarmente problematica. In realtà
nei suoi sviluppi giurisprudenziali questa norma ha finito per abbracciare un po' tutte le condotte di coloro che hanno accesso a un sistema e che lo utilizzano in modo difforme, possiamo dire, dalle finalità per le quali l'accesso è stato consentito. Infatti, prima di farvi degli esempi concreti, volevo anche farvi presente che ci sono delle specifiche aggravanti per questo reato, qualora ad esempio il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o con l'abuso della qualità di operatore del sistema, oppure quando la violazione riguarda i sistemi informatici o telematici di interesse militare, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o protezione civile o comunque di interesse pubblico. Quindi si prevedono, diciamo, delle aggravanti, delle pene poi particolarmente severe. Nell'ultimo caso, dove potremmo dire cadono poi molte banche dati, molti sistemi appartenenti alla pubblica amministrazione, ecco che la pena base va da 1 a 5 anni per la violazione semplice o da 3 a 8 anni per quella aggravata appunto ad esempio dal fatto di essere commessa da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio. Ora dicevo, il reato di abuso, di accesso abusivo al sistema informatico appunto è stato applicato in giurisprudenza con lo scopo di punire tutti quegli accessi a un sistema informatico, quindi accesso che significa anche poi sua consultazione, quindi non soltanto entrare in un sistema, ma anche consultarlo, estrarre i dati, e non solo accedere in violazione, come dire, senza autorizzazione, ma anche mantenendosi contro la volontà espressa di chi ha diritto di discutere, cioè accedere a un sistema per motivi estranei a quelli per i quali, ad esempio, si ha normalmente l'accesso. Quindi si dice, commette il reato, secondo la formulazione data dalla giurisprudenza, chi, pur avendo accesso al sistema per ragioni di servizio, quindi chi magari ha delle credenziali di accesso, può legittimamente accedere a quel sistema, vi accede però, o vi rimane, per ragioni ontologicamente diverse da quelle per le quali ha l'accesso, cioè usa il sistema per scopi totalmente diversi da quelli per i quali gli è stato attribuito l'accesso. Quindi se l'accesso gli è stato attribuito per ragioni di servizio, chiaramente se l'uso viene fatto per ragioni personali, non c'è più il diritto di accedere, quindi si configura questo reato. E per farvi meglio capire anche come dire, la vastità dei casi che si sono verificati, che hanno portato all'applicazione di questa fattispecie incriminatrice, vi ho riportato alcune sentenze, le più recenti, perché in realtà ce ne sono moltissime, è un reato che è molto applicato, ecco, nei tribunali, e che riguarda appunto alcuni dipendenti pubblici. Per esempio il caso che vi citavo all'inizio, no? Che si è verificato a Vicenza, quindi anche abbastanza vicino, in cui un dipendente dell'Agenzia delle Entrate si è introdotto abusivamente nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria e aveva ispezionato i nominativi di 45 contribuenti per la compilazione delle loro dichiarazioni dei redditi. Questo praticamente come secondo lavoro magari faceva le dichiarazioni dei redditi e per avere migliore accesso ai dati aveva fatto accesso all'anagrafe tributaria, alla quale era autorizzato a accedere, ma non per compilare le dichiarazioni dei redditi degli amici, ma per svolgere le proprie funzioni. Quindi anche qui usare per finalità private una banca dati alla quale si ha accesso per ragioni di servizio costituisce un illecito, costituisce un reato, il reato di accesso abusivo al sistema informatico. Quindi qua prendo dei dati, accedo dei dati, li consulto, in questo caso c'è un riflesso in materia di protezione dei dati. Simile, ecco, scusate, questo è il secondo il caso che avevo citato all'inizio. Anche questo è stato deciso recentemente dal Tribunale di Campobasso, anche qui è stato ritenuto responsabile
reato di accesso abusivo al sistema informatico, il dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, appunto, potendo accedere ai sistemi dell'ufficio, quindi potendo accedere ai sistemi del catasto e quant'altro, aveva operato variazioni sui dati di alcuni fabbricati e terreni per ottenere vantaggi fiscali, quindi per risparmiare sostanzialmente sulle tasse. E qua aveva alterato alcuni dati, ne aveva compromesso l'esattezza, l'integrità, quindi anche questa tecnicamente la potremmo considerare una violazione di dati personali, oltre che appunto un atto illecito. Ancora, per esempio, c'è il tema della violazione del segreto d'ufficio, quindi una sentenza del 2020 ha giudicato colpevole del reato di accesso abusivo al sistema informatico l'operatore giudiziario che, accedendo ai registri della procura, aveva divulgato a terzi, quindi comunicato a terzi, informazioni segrete, quindi non pubbliche, relative a un procedimento penale. Quindi iscrizione al registro degli indagati, provenienza delle notizie di reato, luogo data del reato, stato del procedimento, quindi tutti dati non pubblici, capite, che possono essere utilizzati anche per causare un danno poi alla persona sottoposta a indagini. Nel caso in cui appunto si verifichi una fuga di notizie, magari la persona è una persona che ha una certa visibilità, ecco che questa informazione può essere usata per arrecargli un pregiudizio se viene fatta saltare fuori magari in un momento particolare. Ancora, un altro caso, sempre di utilizzo abusivo di banche dati, ad esempio ufficiale della polizia stradale che aveva fatto accesso al sistema delle interforze delle forze di polizia per fornire informazioni all'imprenditore, doveva avere il rilascio del passaporto del figlio, quindi capite, per ragioni proprio chiaramente personali di un'altra persona, no? Faccio il favore, ecco, però questo favore viene fatto accedendo a un sistema a cui si ha accesso non per questi motivi, solo per ragioni di servizio, e quindi anche qui il reato configurato è un reato di accesso abusivo al sistema informatico. E da ultimo, appunto, volevo segnalarvi anche il caso in cui che è stato deciso dalla Cassazione un paio di anni fa, che è relativo a un'ipotesi. In questa ipotesi in realtà non erano coinvolti dipendenti pubblici, però mi pareva interessante lo stesso il principio. Cioè il reato di accesso abusivo al sistema informatico è stato ritenuto configurabile anche nel caso in cui un dipendente aveva chiesto a un altro dipendente di inviargli informazioni alle quali lui non aveva accesso. Magari per motivi anche di lavoro, motivi connessi allo svolgimento delle sue funzioni, ma semplicemente questo soggetto aveva cercato di bypassare tutti i sistemi di sicurezza o di autorizzazione all'accesso a informazioni per avere accesso a informazioni che gli servivano, ma alle quali non poteva accedere direttamente. Quindi bypassando, potremmo dire, le regole di sicurezza poste dall'organizzazione, in questo caso era una banca, aveva chiesto al collega: girami queste informazioni, girami i dati del tal correntista che mi servono per fare una cosa mia. E poi, tra l'altro, in realtà in questo caso poi c'era stato anche una comunicazione per cui i dati erano stati poi comunicati in una mail privata, erano stati ulteriormente diffusi, ma capite, il principio è quello che comunque il delitto si può configurare anche in concorso e soprattutto si configura anche in questi casi, cioè in cui l'accesso abusivo avviene per fornire informazioni a terzi, magari anche collegate comunque allo svolgimento delle mansioni, ma comunque in modo diverso da quello per il quale la persona ha accesso, no? Alle finalità per le quali la persona ha accesso al sistema informatico. Cioè se io ho accesso al sistema informatico ce l'ho perché io posso accedere a certi dati, non perché io possa dare i dati ai miei colleghi senza autorizzazione, cioè se io non svolgo quella funzione, non svolgo io la funzione di autorizzare l'accesso al sistema, ma semplicemente perché io posso vedere più dati di quelli che può vedere il mio collega e che io non posso prendere quei dati e darglieli al collega, perché questo è un uso, come dire, diverso da quello per il quale io sono autorizzato a accedere al sistema informatico. Quindi anche qua
un tema che è rilevante, anche qui è un tema che poi si intreccia con quello della tutela dei dati personali e anche con quello dell'adozione delle misure organizzative, per cui appunto sono misure organizzative che sono volte a garantire la sicurezza dei trattamenti e quelle per cui sono stabiliti dei permessi, delle gerarchie di accesso ai dati, quindi non tutti possono avere tutto della banca dati complessiva di un ente o di un titolare di trattamento. Ecco, se io cerco di bypassare questi regimi di autorizzazione, pongo in essere una condotta che può essere anche critica sotto il profilo dell'accesso abusivo al sistema informatico. Un altro reato che si può configurare, e abbiamo accennato poco fa, è quello ad esempio di rivelazione di segreto d'ufficio, per cui io accedendo, rivelando dati personali per cui sono tenuto a mantenere segreto, sono responsabile del reato questo è punito dall'articolo 326 del codice penale. E questo è un reato che si applica non soltanto agli accessi a sistemi informatici, quindi alla divulgazione di informazioni segrete che sono contenute in documenti informatici o sistemi informatici, ma tutte le informazioni che sono di proprietà della pubblica, trattate e raccolte dalla pubblica amministrazione. Quindi anche quelle che sono legate ad esempio ad archivi analogici. Ecco, detto questo sulla responsabilità diretta, concludo con ultime considerazioni sulla responsabilità che ho definito indiretta, perché diciamo una responsabilità di regresso in qualche modo, anche se comunque una responsabilità per cui il dipendente viene chiamato a rispondere in prima battuta. In particolare un tipo di responsabilità indiretta è quella del regresso nel caso di condanna per l'illecito, quindi illecito contrattuale. Non è detto che chi ha subito il danno citi sia l'amministrazione che il dipendente, magari cita solo l'amministrazione, perché è lei che magari avrà più possibilità di pagare un eventuale risarcimento, ma è chiaro che la solidarietà può essere fatta valere anche in via di regresso e quindi anche una volta che sia avvenuta la condanna dell'ente. Ma un altro caso è quello della responsabilità erariale. E questa è anche questa una responsabilità che non è così teorica. Ecco, vi porterò degli esempi in cui è stata applicata effettivamente nella pratica. Abbiamo visto che effettivamente se c'è una violazione dei dati, se c'è un trattamento illecito, il garante può irrogare all'ente titolare una sanzione amministrativa pecuniaria. Quello rappresenta un pregiudizio, evidentemente, per l'ente titolare. Questo pregiudizio può costituire un danno per l'ente, al quale può essere chiamato a rispondere il funzionario che materialmente ha posto in essere i comportamenti che sono stati poi posti alla base del provvedimento sanzionatorio. Questo in base all'articolo 1 della legge 20 del 94, che appunto ci dice che la responsabilità del personale dei dipendenti pubblici è personale limitata ai fatti o alle missioni commessi con dolo o colpa grave e che hanno causato un danno all'ente, un danno erariale, un pregiudizio patrimoniale o anche, sapete ormai c'è anche il tema della risarcibilità del danno d'immagine, per esempio, che costituisce comunque una voce del danno erariale. Ecco, in questi casi quindi la responsabilità riguarda il dolo, quindi è richiesta la prova della volontà dell'evento dannoso, o colpa grave, quindi le gravi negligenti omissioni, sono situazioni molto plateali nelle norme di dirigenza che possono ricadere in nella particolare forma dell'evento soggettivo. Ecco, ci si è chiesti, ma se l'amministrazione viene condannata a pagare una sanzione, poi può la Corte dei Conti chiedere al dipendente che ha magari dato causa alla contestazione di pagare, risarcire all'amministrazione quello che è stato pagato a titolo di sanzione? E la risposta in realtà è sì. Sono ormai la giurisprudenza recente della Corte dei Conti di diverse sezioni regionali si è effettivamente orientata nel ritenere che effettivamente questa rappresenti una possibile voce di danno erariale. Per esempio,
una sentenza del 2019 della Corte dei Conti della Toscana aveva ritenuto che ci fosse una responsabilità in relazione a una condanna al pagamento di una sanzione amministrativa che era stata erogata all'ente, a un'azienda sanitaria locale, per violazione del decreto legislativo 196 del 2003. In particolare c'erano due contestazioni che erano state mosse all'ente pubblico. Una era quella relativa alla pubblicazione all'albo dell'azienda di delibere contenenti dati sensibili, quindi abbiamo visto prima effettivamente violare le norme sulla pubblicazione, quindi pubblicare per un tempo superiore a quello previsto dalla legge o non adeguatamente minimizzare i provvedimenti può portare a una responsabilità in questo senso. Era stato contestato anche di non aver provveduto a nominare in modo corretto un responsabile del trattamento e quindi non aver adempiuto quegli oneri che sono previsti oggi dall'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Ed ecco che la Corte dei Conti, per esempio, ha ritenuto che non avendo provveduto correttamente a nominare il responsabile esterno, il funzionario che aveva affidato l'incarico avesse commesso un illecito con colpa grave e che fosse quindi responsabile per quella sanzione, perché nel procedere alla nomina dell'affidamento dell'incarico al responsabile non aveva ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla legge, ivi compreso quello di nominare il responsabile secondo le forme previste dall'articolo 28 del regolamento, quindi individuando gli obblighi, individuando i trattamenti affidati, le categorie di dati, stabilendo tutte le misure organizzative comunque relative al rapporto, idonee ad assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali. Ancora, sempre nel 2019, è stata una sentenza interessante relativa della Corte dei Conti della Calabria, sempre relativa a una sanzione amministrativa che era stata irrogata alla Regione Calabria da garante della privacy per alcune irregolarità che erano state riscontrate nell'organizzazione interna dei trattamenti. Per esempio, non erano state adottate adeguate misure di sicurezza, non era stato redatto un organigramma completo che individuasse gli incarichi del trattamento con la previsione di istruzioni particolari, era stata omessa la nomina dei responsabili del trattamento, anche qua. E si è detto, in questo caso risponde il Presidente della Regione. Perché? Perché nell'organigramma privacy della Regione le funzioni del titolare sono state attribuite al Presidente della Regione e nell'esercitare queste funzioni non aveva adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa e quindi era stata individuata una grave negligenza nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali che poteva fondare la responsabilità erariale per la sanzione irrogata al titolare, alla regione, dal garante della privacy. Più da vicino, potremmo vedere in ambito più locale, ecco, più quindi abbassandoci rispetto all'impirio delle regioni, ecco. Un'altra sentenza recente, vedete, sono tutte comunque di un paio di anni fa, quindi comunque tutte sentenze molto recenti che vanno tutte in questo senso. C'è questa sentenza nel Lazio, invece, nella quale appunto si trattava del caso di una scuola che era stata sanzionata perché sostanzialmente è successo che era stata redatta una circolare interna nella quale si erano sostanzialmente convocati dei consigli di classe anche per parlare delle condizioni di alunni che versavano in condizioni di disabilità, degli handicap, ecco, e nel documento, nella circolare, era stata anche allegata una lista appunto, con i nominativi degli alunni disabili. In più, come se non bastasse, questa circolare è stata anche pubblicata integralmente sul sito dell'istituto. Ecco che anche in questo caso c'era stato un reclamo di un interessato, è stato aperto un procedimento e il garante aveva irrogato la sanzione. E quindi, una volta erogata la sanzione, è arrivata alla Corte dei Conti per capire se effettivamente questa sanzione dovesse essere imputata al funzionario e a chi. E in questo caso è stato ritenuto responsabile il dirigente scolastico in quanto
soggetto che in base alle norme sull'ordinamento scolastico ha il compito di assicurare la gestione dell'istituzione, ha poteri organizzativi, ha come dire, una funzioni dirigenziali complesse, quindi di ordine, come dire, generale nell'organizzazione scolastica, che ricoprono quindi anche l'ambito della protezione dei dati personali. E quindi si è ritenuto che appunto l'unica responsabile della complessiva organizzazione e gestione dell'istituto fosse la dirigente scolastica, sulla quale incombevano dunque gli obblighi di verificare la correttezza e la legittimità della circolare sottoscritta e monitorarne le sorti anche nei successivi passaggi. Quindi appunto le si era rimproverato non soltanto di aver firmato una circolare che conteneva evidentemente dei dati personali eccessivi rispetto alle sue effettive finalità, ma anche di non aver poi correttamente vigilato perché quella circolare non finisse pubblicata sul sito della scuola, così integralmente, quindi accessibile a tutti, insomma, quindi non soltanto ai destinatari della circolare, ma anche a potenzialmente un pubblico indistinto. E appunto da ultimo, in ambito comunale, c'è questa sentenza della Corte dei Conti del 2018 della Sardegna, nella quale appunto si contestava il fatto che un comune fosse stato condannato dal garante della privacy perché c'erano stati diversi reclami di dipendenti dell'amministrazione perché si censurava essenzialmente la violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali nella redazione e nella pubblicazione degli atti amministrativi. Come ripetevo anche prima, il tema della pubblicazione dei provvedimenti, quindi provvedimenti contenenti dati personali anche eccedenti le finalità del provvedimento, è un tema molto molto importante in ambito di protezione dei dati negli enti pubblici, dati personali negli enti pubblici. Ecco, in questo caso c'erano state numerose violazioni, c'erano stati dei reclami, e qua appunto c'era da capire chi potesse essere considerato responsabile per queste violazioni. E la responsabilità in questo caso è stata individuata in capo al segretario comunale, come dirigente apicale dell'ente, ma soprattutto come soggetto deputato a formulare i pareri di regolarità amministrativa delle deliberazioni. Quindi chi fornisce i pareri, chi, come dire, avvalla certi provvedimenti anche nel loro contenuto, è in qualche modo responsabile se poi questi provvedimenti non sono poi conformi ai requisiti in materia di protezione dei dati personali. Quindi dice la Corte dei Conti, appunto, il segretario partecipò a tutte le sedute di giunta e per ciascuna di questi provvedimenti espresse il parere favorevole di regolarità tecnica. Il segretario pose in essere attività necessarie affinché gli atti deliberativi del comune fossero emendati dei dati sensibili non consentiti e quindi appunto questa condotta rappresenta una grave inosservanza degli obblighi di collaborazione e di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità all'azione amministrativa alle leggi, dello statuto, ai regolamenti statuiti in capo al segretario comunale e quindi in questo caso si configura una violazione dei doveri del segretario comunale e quindi appunto una responsabilità per questi provvedimenti. Questa sentenza è particolarmente interessante, soprattutto ci pone una domanda. La responsabilità in questo caso è stata ritenuta scrivibile dal segretario perché era lei che aveva avallato questi provvedimenti. Ma nei provvedimenti in cui non c'è il visto del segretario, chi risponde? Il dirigente che ha un dovere di vigilanza, il funzionario che magari qui solo spetta di formare l'atto per poi magari pubblicarla. Ecco, è un tema quindi di interesse generale, ma che vi porta, ecco, spero a capire che effettivamente c'è anche una sempre maggiore consapevolezza anche da parte degli organi di controllo, degli organi di sindacato, ecco, sul fatto che gli enti pubblici sono tenuti a osservare le norme in materia di protezione dei dati personali, sono tenuti anche a garantire che tutti questi adempimenti, questi requisiti formali, no, la pubblicazione che deve essere limitata, il documento che deve essere confezionato in un certo modo, deve essere curato a certi dati, ecco, siano effettivamente osservati. E si tende a considerare appunto delle violazioni gravi, appunto, configuranti anche colpa grave,
l'adozione di queste norme, con quindi un'esposizione, ecco, una responsabilità erariale nel caso in cui poi per le vicende più frequente che l'interessato faccia reclamo al garante, ecco, l'ente pubblico sia poi condannato al pagamento di una sanzione. Posso dire solo per, ecco, alleviare la tensione, ecco, che comunque ultimamente, diciamo, il garante si è dimostrato un po' benevolo nei confronti degli enti pubblici, soprattutto dei piccoli comuni, quindi le sanzioni non sono mai particolarmente elevate. Diciamo, mi pare che ci sia un po' una tendenza all'aumento, ma insomma parliamo di sanzioni che nei casi di cui vi ho parlato raramente vanno sopra i 6.000 euro. Ecco. Però chiaramente sono sempre, come dire, responsabilità e sono sempre fonte quindi di responsabilità, procedimenti che non sono piacevoli, quindi ecco, in ottica preventiva è sempre meglio tenere conto anche di tutti questi riflessi, ecco, dell'attività amministrativa, perché chiaramente quando si parla di trattamenti antipersonali in realtà si parla poi di un modo in cui sono letti gli atti amministrativi, sono lette quindi le attività compiute dai funzionari nell'esercizio delle loro funzioni, ecco, in capo all'ente. Detto questo, appunto, vi ringrazio, io concluderei qui. Se volete compilare il questionario di gradimento, darci qualche indicazione per i prossimi webinar, vi ringrazio. E se avete domande potete appunto farmele adesso, oppure se volete, questi sono i miei dati di contatto, possiamo insomma sentirci.